un'esperienza primaverile, qualcosa che volevano fare tutti e provare e fare delle cose diverse. E quindi questa voglia, questa l'ho percepita da tutte le parti, sia dai ragazzi, autentici e squisiti, grazie ragazzi, tutti, sia anche da Roncadì che ci ha messo stesso entusiasmo nostro, la regione perché ci ha creduto dall'inizio e dall'alto ha coordinato, ha mosso abilmente tutte queste energie e le ha messe insieme con grande abilità e maestria e discrezione. Il primo ringraziamento a voi ragazzi, perché il vostro atteggiamento, la vostra positività, la vostra tenuta in quest'anno è stata grandiosa. Quindi grazie perché avete tenuto un impegno estremamente alto. È stato un percorso ricco di soddisfazione, di successi, ma anche di paure e di difficoltà. È doveroso ringraziare la Regione, l'ente di formazione, le aziende, la CGN, in particolar modo la Roncadin, per l'opportunità che ci è stata concessa. È stata veramente molto importante, ci ha cambiato, diciamo, il modo di vivere e vedere le cose in prospettive molto diverse. Delle cose pratiche, se vogliamo, di un livello piuttosto elevato, ma pratiche. E questo è abbastanza sorprendente. Noi come Roncadin abbiamo altre attività di tutoraggio verso altre tipi, sia assunzioni di persone che anche altri tirocini su profili diversi, e quindi abbiamo esperienza, diciamo, di insegnare alle persone a lavorare con noi. E devo dire che i risultati sono stati eccezionali. Vedere due aziende che offrono un progetto così, delle opportunità di questo tipo ai ragazzi in questo momento è veramente molto difficile. Ringraziare i miei colleghi ormai perché il percorso formativo l'hanno finito, giusto, almeno in questa parte, e per quello che loro hanno saputo dare a me. Perché io in questi valori ci credo e se oggi sono qui e faccio formazione è perché effettivamente io in questi valori ci credo e se non ci credi non puoi insegnarli, come avevano detto in classe. Se è una bella idea, l'idea di parlare anche in Italia di impresa formativa, come si fa e si diventa, se si può perché non è uguale per tutti, è un percorso e quindi io credo che la Regione stia sperimentando questo. Per cui dicono ma voi in Friuli siete matti perché veramente seguiamo tantissime fasce di età, tutte le fasce d'età, e con progetti che hanno veramente del pazzoide, tanto sono innovativi. Il punto è proprio la volontà di seguire le aziende anche su terreni nuovi e accontentare, vedere questi visi felici dal lato utenti. Quindi noi abbiamo la soddisfazione come carburante, non abbiamo un ritorno economico. Per noi è questo, insomma, quello che ci motiva e questo è il nostro obiettivo raggiunto, lavorando in un ecosistema, per cui crediamo molto nella rete e in questo caso siamo riusciti ad ascoltarci tutti molto bene, Regione, ente di formazione, le aziende, i partner formativi, per cui abbiamo tutta l'intenzione, credo poi Daniela lo confermerà, di continuare su questa strada. Quello in cui si crede è proprio questo, cioè partire dalle esigenze delle aziende, quindi capire cosa serve nel mercato, riuscire a trovare le persone giuste per procedere con dei progetti costruiti ad hoc e riuscire poi a inserire queste persone con un percorso formativo di accompagnamento, di inserimento appunto attraverso il tirocinio piuttosto che altre forme di inserimento all'interno delle aziende, in modo da sposare proprio questo incontro tra quelle che sono le culture aziendali e quelle che sono appunto le formazioni personali e professionali dei ragazzi che si portano dietro. Io ho visto visi sereni, io ho visto sorrisi,
ho visto gioia da tutte le parti. Vorrei che chiudessimo con un applauso a noi tutti.